Oggi il nostro viaggio all'interno dei reparti dell'Arnas Garibaldi ci porta al plesso del Garibaldi Centro. Andiamo a visitare l'unità operativa di ortopedia e traumatologia diretta dal dottor Egidio Avarotti. Possiamo dire, dottore, che il suo reparto ha una punta d'eccellenza, che è quella del trattamento con interventi chirurgici molto complessi della frattura del bacino, come prima cosa. Vengono effettivamente da un po' da tutte le province della Sicilia e anche da altre strutture ospedaliere. Sì, certamente la chirurgia delle fratture del bacino non è una chirurgia ubiquitaria e quindi ci sono dei centri che diventano poi riferimento nel corso del loro lavoro e noi siamo questo insieme ad altri colleghi che si occupano di questa problematica, perché l'esecuzione del gesto chirurgico presuppone, oltre che competenze che appartengono all'ortopedia del Garibaldi anche come storicità, cioè fanno parte del nostro percorso, appartengono anche alle caratteristiche complessive dell'attività ospedaliera, cioè c'è bisogno nella stessa azienda di altre specialistiche che eventualmente possono supportarci durante l'esecuzione del gesto ortopedico. Ed ecco che siete diventati appunto un centro di riferimento per il bacino, ma ci sono poi quelle fratture che sono molto diffuse, anca, ginocchio, spalla. Come si trattano adesso queste fratture? Quali sono le nuove frontiere? Per quanto riguarda le fratture dell'anca dell'anziano, che sono diventate, ahimè, sempre più frequenti perché l'età media delle persone è in aumento grazie al miglioramento delle cure in generale. Quindi ci rompiamo di più perché invecchiamo. Ci rompiamo di più perché abbiamo una popolazione sempre più anziana, certo, anche numericamente. Tant'è che è ritenuto giusto affrontare questa problematica quasi come se fosse un'urgenza, cioè noi ci sforziamo di rispondere a un input che ci viene dal nostro assessorato e operare questi anziani con l'anca fratturata nelle 48 ore, ovviamente ove possibile. Le tecniche sono migliorate e ce lo consentono, la qualità delle nostre equip altrettanto, e quindi diciamo che la nostra azienda raggiunge un risultato di eccellenza operando più del 90% di questi pazienti nelle 48 ore. In alcuni casi poi però si ricorre alla protesizzazione. Sì, la protesizzazione diciamo che può avere due percorsi. Uno è quello del trattamento di alcune tipologie di frattura, cioè alcune fratture dell'anca non guarirebbero spontaneamente e quindi necessitano della sostituzione protesica. Diversa invece è il problema dell'artrosi, cioè dove è intervenuta un'usura dell'articolazione che rende doloroso ogni movimento dell'anca del paziente. Oggi interveniamo con la sostituzione protesica, che è praticamente un altro dei nostri fiori all'occhiello. Io appartengo a una scuola in cui il mio maestro ci insegnava a fare protesi d'anca e quindi storicamente noi operiamo l'anca e cerchiamo di operarla sempre con qualità tecniche e il nostro perfezionamento per dare sempre più risposta ai nostri pazienti. Possiamo dire che purtroppo l'età si sta abbassando anche per questo tipo di interventi, non riguarda solo gli anziani. A supporto di quanto abbiamo detto fino adesso, cioè che l'artrosi è un problema meccanico, l'immagine che abbiamo alle nostre spalle è di un paziente trentenne al quale abbiamo fatto l'intervento in età giovanile perché così gli garantiamo una qualità della vita migliore quando ancora è giovane. È stupido aspettare la tarda età vivendo male ogni giorno. Ma dottor Avarotti, ma quanto durano le protesi? Poi si devono sostituire a un certo punto? Le protesi durano quello che noi sappiamo garantirci. Cioè è ovvio che come tutti gli eccessi portano a un'esura precoce, ma se io comprendo che la qualità della mia vita con la protesi può essere normale e faccio tesoro dei consigli che il medico mi dà, la protesi dura parecchio, dura tanto. È consentita anche l'attività sportiva? È consentita l'attività sportiva. Io ho pazienti miei che vanno in bicicletta, che giocano a tennis e questo è dovuto anche al miglioramento della tecnologia, perché è ovvio che le protesi con le quali
30 anni fa abbiamo iniziato, avevano dei materiali di un certo tipo, oggi i materiali sono molto più resistenti, molto più testati e ci consentono un allungamento della vita media di una protesi anche con il nostro ritmo di vita. Ma quelle di 30 anni fa voi eventualmente le potete anche sostituire, fate Certo. anche riprotesizzazione. Certo, ed è lo step di oggi, perché avendo protesizzato una quota parte della nostra popolazione, questi quando vanno soggetti a usura li dobbiamo riprotesizzare. La riprotesizzazione è un intervento oggi che conduciamo in maniera assolutamente serena. Perché? Perché sia la qualità delle nostre sale operatorie che degli strumentari e delle protesi è migliorata. Faccio un esempio comprensibilissimo: le protesi con cui io ho iniziato tanti anni fa erano 2 pezzi soltanto e quindi quando si usuravano andavano sostituite tutte. Oggi le protesi si sostituiscono, sono 4 pezzi, per cui quando si usurano soltanto le parti di superficie. E si sostituiscono solo quelle. Si sostituiscono solo quelle, quindi l'osso non viene più interessato nel secondo intervento e il secondo intervento è più semplice e più immediato. Anche come post-operatorio, anche come ripresa. recupero. Dottore, andiamo adesso a conoscere meglio il suo reparto. Certo, volentieri. È un reparto molto grande che si sviluppa addirittura su 2 piani. Sì, è un reparto che insiste su 2 piani perché è organizzato che su questo livello abbiamo degenza, sale operatorie e una radiologia autonoma. I nostri pazienti non si spostano per andare a fare la radiografia e facciamo tutto qui. Al piano inferiore invece abbiamo gli ambulatori e un'attività di fisioterapia legata alla consulenza dei nostri colleghi che ci affiancano sia con la fisiatra, con la collega fisiatra, che con i terapisti che seguono i nostri pazienti sia all'interno del reparto che dopo la dimissione. Molto personale, possiamo fare i numeri, quante persone lavorano qui e quanti posti letto? I posti letto sono 26 in totale. Come personale siamo una quarantina, perché siamo 9 i medici e 15 gli infermieri di reparto più altri 5 in sala operatoria. Diciamo che gli standard nostri sono oggi sufficienti per la mole di lavoro che abbiamo. Andrebbero migliorate, la nostra pianta organica ancora è carente fra i medici, che dovrebbero essere rinforzati di altre 5 unità. Questo è previsto dalla pianta regionale, e dagli infermieri di sala operatoria che sono carenti di un paio di elementi. E con tutto questo comunque il reparto funziona molto bene, possiamo sì, abbiamo questo riscontro da parte dei nostri pazienti e questo ci rende particolarmente fieri e ci stimola ogni giorno a continuare. Tornando alle articolazioni, all'usura, ma come si previene l'usura delle articolazioni? Perché andiamo incontro a questo problema? Andiamo incontro per un eccesso d'uso. Oggi è sempre più diffuso il termine overuse, no? Quindi o per un overuse, per un eccesso d'uso, oppure per troppo sport, troppa attività, troppa stazione eretta, 10 ore stare in piedi, 10 ore stare seduti, cioè i 2 eccessi sono quelli che fanno male, sia stare in piedi che stare seduto per tanto tempo. Il movimento è salute, quindi chi svolge un'attività in movimento o chi comunque compensa con un movimento alla fine della giornata con un'attività di palestra, di ginnastica posturale e quant'altro. E per fortuna oggi questa pratica è sempre più diffusa e fa parte della mentalità della nostra gente, no? E quindi noi lavoriamo un po' di meno. Parliamo di un'altra patologia molto diffusa che è l'artrosi cervicale. Anche questa è una forma meccanica, ovviamente, abbiamo detto, come tutte le artrosi, e spesso dipende sia dalla morfologia, cioè da quella che è la postura. Per questo è sempre più importante, come dicevo poco fa, la posturale, cioè una postura corretta evita che io mi usuri precocemente, sia, ahimè, dalle posizioni coatte che assumiamo durante il giorno. I telefonini. Il telefonino, i giochi elettronici, ma anche purtroppo il computer. Se io nella mia postazione di lavoro, cosa raccomando sempre ai miei pazienti? Guardate l'altezza dello schermo. L'altezza dello schermo deve essere, quando sei seduto, a livello degli occhi, perché quello che determina
la patologia cervicale degenerativa è lo stare molto tempo col mento appoggiato al petto. In questa posizione la cervicale si usura, in questa di meno. Quindi se io faccio un lavoro al computer devo cercare di stare quanto possibile col mento alto. E guardare quindi negli occhi e guardare il computer in maniera diretta. Non c'è solo l'intervento chirurgico, adesso si parla molto di infiltrazioni, di che tipo sono e a che cosa possono servire? Devo dire che la pratica della infiltrazione endoarticolare parliamo, quindi le grandi o le piccole articolazioni. Ginocchio, si infiltrano anca. le ginocchia, le anche, le spalle con successo importante. La chirurgia della spalla è una chirurgia emergente, ma ancora oggi si avvale della terapia infiltrativa con successo. Ma vorrei centrare la nostra attenzione sempre sull'anca. Perché? Perché oggi esistono delle infiltrazioni, storicamente le infiltrazioni sono di cortisone, poi c'è la possibilità di usare l'acido ialuronico che ha sia attività antinfiammatoria che attività antidolorifica, ma oggi esistono le infiltrazioni di concentrato cellulare, di plasmacellule, che sono un concentrato di quello che è la nostra difesa naturale. Chiamato anche PRP? Il PRP. Il PRP è un concentrato cellulare, la traduzione dall'inglese. Questo concentrato cellulare viene filtrato da un banalissimo prelievo. Esistono oggi delle metodiche anche molto semplici, con un prelievo di 8-10 cc si ha la quantità sufficiente per l'infiltrazione. Si separano queste plasmacellule dal resto del nostro sangue e si iniettano dentro l'articolazione e onestamente nell'anca abbiamo dei buoni risultati. Cioè come un'autoriparazione. Mettiamo dentro le nostre stesse cellule che ci fanno sentire non è meno... una sostanza estranea. No, esterna. che ci fanno sentire meno dolore e che ci danno un importante rallentamento del processo degenerativo. Si hanno buoni risultati, come vi dicevo, sull'anca, sul ginocchio, sulla spalla. A volte con eliminare il tavolo operatorio, cioè si arriva anche, ma non voglio dare una falsa informazione, non è frequente, ma può succedere che io con le infiltrazioni elimino la possibilità di andare al tavolo operatorio. Dottor Avarotti, l'ultimo minuto lo dedichiamo alla chirurgia delle mani, che anche questa è molto importante e la vede specialista. Diciamo, io dico sempre che la chirurgia della mano è la mia fidanzata e l'ortopedia è chi mi dà da vivere, no? Prima dell'elettromiografia che ci dà certezza della patologia, quindi prima degli anni 80, si prendeva tutto per artrosi cervicale. Hai fastidi alle mani, è la cervicale che te li determina. Con l'elettromiografia abbiamo capito che l'esistenza di tante patologie, fra queste il tunnel carpale, e abbiamo cominciato a operarli. E oggi il tunnel carpale è diventato dei service, cioè lo facciamo come chirurgia ambulatoriale. Nel reparto che io dirigo, la persona viene alle 8 del mattino, facciamo l'intervento chirurgico, la teniamo in osservazione alcune ore e se possibile già all'orario di pranzo torna alla sua abitazione. E questa è l'attività chirurgica per eccellenza. Poi è vero che esistono tante altre patologie della mano. Una dei capitoli più importanti sono le fratture dello scafoide. E nella frattura dello scafoide, per esempio, io da diversi anni ho inserito un intervento chirurgico che si fa in anestesia locale, anche questo mettendo una vite dentro lo scafoide e curando sia la frattura fresca che in alcuni casi anche la mancata guarigione. Credo che abbiamo presentato in toto appunto il reparto di ortopedia e traumatologia, ci sarebbe ancora sicuramente tanto da dire, ma ecco, abbiamo presentato il dottore Avarotti, che tra l'altro è anche presidente regionale degli ortopedici siciliani. Sì, è una cosa che mi rende assoluta soddisfazione, perché la Sicilia, come ortopedici che appartengono alla classe degli ortopedici e traumatologi italiani, è la quarta o quinta regione per partecipazione a questa società nazionale, e tant'è che questa nostra attività viene riconosciuta
avendo avuto assegnato a Catania l'anno scorso la convention, che è uno dei più importanti congressi, e nel 2025, quest'anno, organizzerete io avrò la annuale presidenza del congresso nazionale degli ortopedici e traumatologi italiani di Rimini, che si svolgerà a Rimini. a Rimini. Grazie e buon lavoro, dottore Grazie a Avarotti. voi altri. Abbiamo visto insieme l'attività del nostro collega Egidio Avarotti e del suo team. Essere una unità operativa complessa di ortopedia correlata a un dipartimento di emergenza come al Garibaldi Centro significa rispondere insieme alle altre articolazioni dell'azienda in tempo reale a quelle che sono le esigenze di un pronto soccorso e da un'altra parte anche quelle che sono le esigenze di una disciplina sempre in evoluzione continua, ma significa anche trattare le patologie in maniera programmata, immaginare come protesi, attività di gestione del paziente in fase cronica, rivascolarizzazione, riprotesizzazione, infiltrazioni, dolori articolari, chirurgia della mano, quale che sia la disciplina, anche in questo caso la ortopedia del Garibaldi come ARNAS non si muove in maniera univoca e monodirezionale, ma approfitta, mi piace usare questo termine, degli altri professionisti che mettono a disposizione le loro conoscenze e il loro operato in un'azienda e nei suoi due presidi. Ecco perché la chirurgia ortopedica e in senso più completo l'ortopedia del Garibaldi Centro del professore Egidio Avarotti dà le risposte che l'utenza aspetta.